Beh, dire che le proteste ci sono da sottolineare perché i ristoratori, i gestori dei bar, coloro i quali sono stati toccati da questo DPCM si trovano in situazioni davvero drammatiche. Quanti posti di lavoro si perderanno? Non lo sappiamo, ci sono delle stime, ci sono delle proiezioni fatte dalle varie associazioni di categoria, ma al momento è difficile prevedere. Quel che è certo invece è quel che è sotto gli occhi di tutti, che ogni giorno si scende in piazza per testimoniare la propria difficoltà. Grazie, buonasera per essere con noi. Oggi invece parliamo dei comuni, di amministratori che devono badare al territorio. Già era difficile in Calabria amministrare ieri senza Covid. Immaginate oggi che cosa vuol dire portare avanti un progetto politico-amministrativo tra 1000 emergenze. Veramente, a mio giudizio, sono eroi coloro i quali si sono assunti l'onere di guidare i comuni. Ne parliamo con tre ospiti che vi presento subito. Il sindaco di Vibo, Maria Limardo. Grazie sindaco per essere con noi. Buongiorno. Il sindaco di Rende, Marcello Manna. Grazie sindaco. E il sindaco di Castrovillari, Domenico Lopolito, fresco proprio di riconferma. Grazie anche a lei, sindaco. Partiamo con la dottoressa Limardo. Certo, oggi tra le 1000 difficoltà che ci sono aggiunte due che sono terribili. La prima riguarda un'emergenza sanitaria legata al Covid, la seconda un'emergenza di natura economica che ogni giorno avanza sempre più e ogni giorno c'è questo urlo della gente che non ha più veramente, se gli hanno detto di chiudere, di abbassare la seracinesca alle 18, i ristoratori, le pizzerie, i bar, insomma, già in Calabria non siamo messi benissimo, ma adesso ancora di più. Come sta reagendo? Ma come si reagisce? Beh, intanto i sindaci, come dire, siamo preparati ad affrontare le emergenze le più disparate, ma questa io per la verità non me l'aspettavo nel momento in cui ho detto sì alla candidatura e ho deciso così di incamminarmi in questo percorso. Che dire, abbiamo un'emergenza sanitaria preoccupante, grave, siamo ancora in tempo per riuscire a contenerla e di questo va tenuto conto. Purtroppo non possiamo non tenere altrettanto in considerazione la gravissima situazione che c'è sul piano economico, perché Vibo è una città che sconta purtroppo, ahimè, moltissime carenze e anche carenze da un punto di vista economico-produttivo. Si è abbattuta come un flagello non soltanto sui ristoratori, bar, eccetera, ma anche su altre categorie. Voglio ricordare le piscine, voglio ricordare le palestre, voglio ricordare che ci sono attività che hanno dovuto chiudere completamente e sarà un bel problema. Io quello che auspico è che questo decreto ristori, che è stato pubblicato credo stamattina sulla Gazzetta Ufficiale, possa essere realmente rispondente al vero, nel senso che non abbiamo ancora viva nella mente la eco della cassa integrazione che non arrivava. Ci auguriamo che questo decreto ristori, sebbene possa ristorare relativamente, non potrà mai risarcire interamente i danni che vengono arrecati, però quantomeno che arrivi velocemente, perché l'azione politica amministrativa tanto più efficace quanto più è tempestiva. A Rende invece Marcello Manna. Ma Rende non è diversa dagli altri comuni, ha soltanto forse i problemi, essendo un po' più popolosa, problemi un po' più grandi. Io devo dire sull'ultimo decreto presidenziale sono stato e sono molto critico. Bloccare le attività di ristorazione e di bar alle 18 è davvero incomprensibile nella nostra terra, devo dire, soprattutto nella nostra regione, così come
annullare tutte le manifestazioni culturali che ci sono. Io credo che quando si fanno provvedimenti di carattere generale si incorre in gravi errori. Noi non siamo la Lombardia, noi non siamo neppure la Campania per numero di abitanti e quant'altro. Noi non abbiamo treni di pendolari che vanno e vengono, anzi diciamo che non abbiamo da questo punto di vista davvero nulla, le metropolitane affollate e quant'altro. Abbiamo una situazione di sostenibilità, si può affrontare il problema emergenza Covid con le misure in sicurezza che peraltro sono state previste e abbiamo costretto anche gli operatori commerciali ad adottarle. Oggi diciamo le avete adottate ma no, dovete lo stesso chiudere. E posso capire, ripeto, i grandi centri, Milano, Napoli, Roma, Torino, posso capire che lì ci sono criticità particolari ed è giusto che si intervenga con misure diverse, ma nella nostra Calabria, dove abbiamo l'emergenza lavoro, abbiamo l'emergenza finanziaria di tutte le attività che ci sono, quindi economica, bloccare queste attività significa davvero creare un ulteriore problema. Poi diceva bene, diceva come l'affrontate come sindaci. Beh, abbiamo fatto, devo dire, una priorità delle emergenze. Noi viviamo sempre in emergenza, però qui dobbiamo fare la priorità e quindi mettiamo il Covid. Io ho adottato dei provvedimenti per la scuola, per esempio, perché il problema si interfacciava col problema sanitario. Quando arrivano i segnali che sono stati fatti presso laboratori privati dei tamponi che hanno dato esito positivo, ma non sono riconosciuti perché c'è bisogno del riconoscimento poi dell'ASP che arriva dopo 10 giorni, dopo 15 giorni, beh, allora misura prudenziale vuole che nel frattempo si sospenda, sia pure temporaneamente, quell'attività, visto che sappiamo che comunque potenzialmente ci può essere qualcuno che è portatore appunto del Covid-19 e queste sono le misure che dobbiamo adottare, ma pensare che al ristorante ovvero al bar non si può andare con quello che abbiamo messo come dire, il plexiglass, le 4 persone per tavolo e quant'altro, davvero significa solo e soltanto creare grave disagio di carattere economico. Il lavoro è dignità e noi lo dobbiamo assolutamente preservare. E sul punto io mi auguro che la Regione si faccia sentire, che anche nel rapporto e nelle conferenze Stato-Regioni si sottolinei che c'è una differenza con la Calabria. Fatemi sentire invece come va nella città del Pollino, Mimmo Polito. No, non la sento, non la sento un attimo. Sì, ecco, adesso sì. Adesso? Sì, perfettamente. Allora, io penso che noi abbiamo le stesse difficoltà che vivono gli altri centri. E difatti ieri c'è stata una manifestazione pacifica da parte dei ristoratori, per ristoratori, tutti quelli che vengono ricompresi in questa categoria, quindi anche bar, pub e tutto il resto. E io ho partecipato dando la mia solidarietà, ma anche la mia disponibilità. Noi non dobbiamo mai dimenticare quando si dice i sindaci che cosa possono fare. Nella situazione attuale non possono fare niente visto che è tutto centralizzato. Però io vorrei ricordare che noi abbiamo una duplice qualità come sindaci, perché siamo rappresentanti dell'ente locale, ma siamo anche i rappresentanti dello Stato sul territorio. Allora io dico che non si possono fare provvedimenti generalissimi, ma bisognerebbe andare a verificare le singole situazioni, dando ai sindaci maggiori responsabilità. Perché io sono in grado di capire se nella mia città, all'interno dei ristoranti, all'interno delle altre attività, sono o meno rispettati i requisiti di sicurezza e intervenire perché abbiamo il potere sanzionatorio laddove questi non sono rispettati. Allora io penso che noi non dobbiamo pagare quelle che sono le situazioni delle grandi città, in primo luogo. In secondo luogo ritengo che io non guardo dietro, si potevano fare sicuramente tante cose, ma siccome non sono state fatte cerchiamo di guardare invece a come venirne fuori. Queste somme sono state investite anche impegnate per il decreto ristori
Io ritengo che siano delle somme che poi vadano perse, non hanno finalità remunerativa-produttiva. Quindi più che dare somme a chi sta fermo per non fare niente, io le avrei date, ad esempio, a tutte quelle autolinee private che non lavorano da un sacco di tempo perché sono bloccati i viaggi di istruzione, i viaggi organizzati e tutto il resto, avrei fatto un servizio complementare a quello per i trasporti, per andare a diluire, perché i veri problemi sono proprio all'interno dei trasporti. Quindi io mi sarei attrezzato per dare delle risposte in termini diversi, assumendo personale, ad esempio nelle scuole, per garantire il distanziamento e il rispetto delle norme, perché una cosa che assolutamente secondo me non va fatta è chiudere le scuole, tranne quelle dove ci sono effettivamente delle esigenze. Non è che se io ho un caso positivo all'interno della scuola elementare chiudo tutte le altre scuole che sono presenti sul territorio. Però ecco, io guardo a quello che è avvenuto in Francia, dove hanno chiuso tutto, ma le scuole no. Le scuole, le università, le attività culturali sono il nostro futuro e quelle vanno preservate. Andrebbero stabilite delle priorità a livello generale e quelle priorità poi fatte valere anche a livello territoriale. Allora io, contrariamente a quello che è stato l'intervento del presidente dell'ANCI, che dice scaricano sui sindaci, io dico che un sindaco si deve prendere le sue responsabilità, date a ogni realtà la possibilità di governare il proprio territorio, perché io, torno a ripetere, e come me ritengo anche gli altri sindaci, sono in grado di verificare dove sono le situazioni di pericolo, intervenire con provvedimenti sanzionatori, ma dare la possibilità a chi rispetta le regole di poter lavorare. Sindaco Limaldo, ma come, perché i cittadini chiedono ai sindaci e ai comuni di essere protetti dall'avanzata del virus, di garantire un territorio sicuro. Ora, premesso che è un'operazione impossibile garantire la sicurezza del territorio, però alcune iniziative possono essere assunte per fare in modo che la vita scorra il più tranquillamente possibile. Chiudere le scuole può essere una soluzione al problema? Secondo me no, però è chiaro che ci sono come dire, le situazioni vanno affrontate e decise caso per caso, non si può generalizzare. Ecco, per esempio, Vibo, lei come sta proteggendo il territorio? Ma io mi sto ovviamente adeguando all'impianto normativo, non potrei fare altrimenti, però sto emettendo una serie di ordinanze, per esempio per quanto riguarda la disciplina della sicurezza per l'accesso ai cimiteri, o ordinanze di quarantena o comunque una sensibilizzazione della mia comunità sulla necessità di utilizzare le mascherine, il distanziamento, comunque quelle regole che ormai abbiamo imparato a conoscere. Del resto sto proteggendoli anche i ragazzini della scuola, soprattutto per evitare le forme di assembramento esterno, perché quello che capita molte volte è che all'interno questi ragazzini seguano perfettamente le regole, però fuori dalle scuole si verificano degli assembramenti spesso e volentieri, che stiamo evitando perché con la Protezione Civile, la Croce Rossa, altre associazioni, Agrambiente così presenti sul territorio abbiamo disciplinato questa cosa. Ecco, sono queste le varie misure che stiamo mettendo in atto per prevenire. Concordo sul fatto che le scuole debbano essere protette, debbano essere salvaguardate. Credo altrettanto che questa idea della quale si sente più spesso parlare, che poi non è un'idea, una decisione che dovrebbe assumere il presidente Spirlì facenti funzioni, sia orientata dalle emergenze di un comitato tecnico-scientifico, perché se da una parte ciascuno di noi vorrebbe porsi in un'ottica di tutela, dall'altra non può non tenere conto sull'altro piatto della bilancia le emergenze scientifiche e le emergenze di un sistema sanitario, non ce lo dimentichiamo, che purtroppo continua, almeno certamente alle nostre latitudini, a fare acqua da molte parti. Mi permetto una notazione, mi permetto di dissentire da quello che dice il sindaco di Lopolito, ma non tanto e non solo così per una questione di vicinanza al presidente De Caro. Tra l'altro io ho assunto da pochissimo la vicepresidenza nazionale, quindi non è per questo, quanto perché, perlomeno per quanto riguarda la mia città,
Vero è che ogni sindaco conosce quello che accade nel proprio territorio, però è altrettanto vero che noi abbiamo contiguità territoriali molto forti, molto strette, per cui se io qui a Vibo adotto un tipo di ordinanza ma i paesi della cintura non fanno altrettanto, è evidente che si determina una discrasia ed una disparità di trattamento che dovremmo, a mio avviso, evitare. Per cui io credo che i provvedimenti, se debbano venire, debbano essere più o meno uniformi sul territorio, specialmente per quanto riguarda le categorie economiche, altrimenti questo decreto di ristori, che certamente sarà una goccia nell'oceano, non riuscirà, in molti casi riusciranno a coprire, che so, una serata, 2 serate, le somme che daranno magari copriranno soltanto una minima parte, una goccia realmente delle perdite enormi. Però come si fa? Se io sindaco ho deciso di mantenere aperto, non beneficerò del decreto ristori, cioè cerchiamo anche di comprendere che ci sono dinamiche procedimentali e connessioni infraprocedimentali che debbono prevedere anche una disciplina uniforme su tutto il territorio. Causa Lopolito, facciamo rispondere subito lui. Intanto vi do una notizia da quello che trapela ambienti politici romani. Pare che il governo stia elaborando un progetto di intervento per frenare l'avanzata del virus e si potrebbe andare verso un lockdown un po' più morbido a partire dal 9 di novembre. Lopolito. Sì, allora io confermo quello che ho detto prima, praticamente rispetto all'impostazione generale che si scarica sui sindaci. No, io ritengo invece che i sindaci debbano svolgere il proprio ruolo. Detto questo, stiamo parlando praticamente delle chiusure, quelle di carattere economico. Io non posso preoccuparmi se il mio comune, il sindaco del comune vicino al mio chiude le sue attività. Io devo preoccuparmi se all'interno del mio territorio sono in grado di verificare che le attività che restano aperte rispettano i protocolli. Anche perché a me pare veramente, e non vorrei fare facile populismo, che quello che accade a pranzo, visto che rimangono aperti a pranzo, potrebbe accadere tranquillamente anche a cena e non riesco a capire dov'è la differenza. E allora se la situazione è questa e probabilmente il problema è legato a una maggiore frequenza nelle ore serali, io penso che ha funzionato nella prima fase il lockdown, soprattutto perché le uscite erano limitate ed erano controllate, cose che non riusciamo più a fare in questa fase. Ecco perché sfugge la tracciabilità e i contagi, perché non abbiamo più il controllo del territorio anche attraverso le forze dell'ordine. È normale che se uno resta aperto non ha necessità delle risorse del decreto ristori. E io torno a ripetere che le risorse destinate al decreto ristori per renderle effettivamente funzionali dovevano essere investite in attività produttive, perché ho fatto prima l'esempio delle autolinee perché risolverebbero tanti problemi, ma se noi diamo alle autolinee private, ripeto, quelle che non stanno lavorando, che non hanno servizi pubblici di linea, o anche a quelli se hanno la possibilità di incrementare, noi incrementiamo anche l'occupazione assumendo nuovo personale e garantendo la sicurezza. Io non sono il governo, quindi questa è una mia personale opinione. Quella che assolutamente invece è una necessità condivisa anche dal sindaco di Vibo è quello che le scuole non vanno assolutamente chiuse, e se le scuole non vanno chiuse vuol dire praticamente che noi dobbiamo garantirli come? Garantirli attraverso il controllo all'interno dell'istituzione scolastica, ma soprattutto non favorendo quelle che sono poi le uscite. Le scuole chiuse nella mia cittadina e penso anche in altre, siccome la didattica a distanza non copre interamente le ore, nelle ore residue i ragazzi si vedono e in un territorio vasto si possono vedere da tutte le parti, e siccome il DPCM del 13 ottobre dava a noi la possibilità
di intervenire su determinate zone dove erano più frequenti gli assembramenti solo dalle 21, io non sono in grado, con i poteri limitati che ho, di evitare che all'interno di alcune villette, all'interno della mia cittadina, si verificano nelle ore pomeridiane assembramenti, perché essendo tanti gli alunni, i ragazzi, noi non siamo in grado di controllarli, questa è la realtà. Marcello Manna la pensa in maniera diversa, mi pare di capire, almeno dall'atteggiamento, dalla mimica che ho visto in bassa frequenza mentre parlava con No, le riflessioni per la verità erano tali, la mimica tradiva riflessioni diverse perché davvero abbiamo tanti problemi da affrontare, tante questioni e il luogo che vai, situazioni che ovviamente trovi. Anche qui devo dire, noi abbiamo fatto dei controlli, parto da quest'ultima affermazione, gli assembramenti e altro. A noi sono arrivate le segnalazioni su almeno 2 posti della città che sono Piazza Santo Sergio, dove c'è un assembramento particolare nei giorni di mercoledì e di sabato, Piazza Matteotti e quant'altro. Devo dire che invece ho riscontrato un grandissimo senso di responsabilità, abbiamo fatto i controlli, abbiamo visto che quegli assembramenti sono diventati dei punti di incontro di poche persone e nient'altro. La socialità non è vietata. È vietato l'assembramento, ma voglio dire che qualche ragazzo si incontri non è. L'importante è che lo si fa in sicurezza. Noi dobbiamo convivere con questa situazione, dobbiamo convivere, non ci possiamo mettere in una campana di vetro. Noi dobbiamo fare in modo tale che camminiamo con l'economia, con la scuola, con la cultura, con i cinema all'aperto, con i teatri anche che ci sono e quant'altro, ma sapendo che c'è un atteggiamento che dobbiamo tenere che non è più quello di prima, almeno al momento non lo possiamo tenere così come certo non possiamo fare il grande concerto, non possiamo fare le grandi cose che sono di per sé degli assembramenti, ma tutto il resto l'idea che dobbiamo dare è quella di tenere comportamenti che siano davvero molto ortodossi rispetto a quello che è le linee guida della sanità. Poi per il resto certo ci sono problemi. Io ho dovuto chiudere le scuole, ma con grande dolore l'ho fatto, sia pure per pochi giorni, perché sono in attesa di sapere se quei 7-8 genitori e altrettanti ragazzi che frequentano le scuole hanno il tampone confermato o meno. E si tratta di un fatto prudenziale, non perché si deve chiudere. Certo, siamo tutti d'accordo nel dire che dobbiamo proseguire e andare avanti, però dobbiamo farlo sapendo che la priorità oggi delle emergenze è appunto la salute. In questo devo dire, vedo non nessuna diversità fra noi, ma penso forse un approccio di natura diversa. E mi permetto di aggiungere un'altra cosa, a proposito di ANCI e a proposito di quello che devono fare i sindaci per non essere da soli. Noi siamo la regione che ha più comuni in dissesto o in predissesto. Noi dobbiamo intervenire sul sociale, noi dobbiamo intervenire sulle cose più importanti che ci sono, anche per esempio nella distribuzione di generi alimentari e di quant'altro in un momento difficile da un punto di vista sociale. Beh, non è previsto nulla, non è stato previsto nulla. Stamattina ho tenuto giunta e ieri sera avevo visto che c'era un provvedimento che ci consentiva per esempio di assumere temporaneamente dei vigili urbani. Questa norma che era inserita in uno di questi decreti adesso è stata congelata. Io mi ero illuso, ho detto forse possiamo cominciare a fare, guardate, abbiamo tanti problemi da risolvere. Io ho l'unica pattuglia dei vigili in giro per la città che va solo a fare le notifiche
per il Covid, per quelli che hanno terminato la quarantena, quelli che la devono iniziare e altro. Cioè, abbiamo incombenze tali che non ci consentono neppure di fare poi le cose che dobbiamo realmente fare. Allora è lì che c'è bisogno dell'aiuto, soprattutto nei comuni che hanno criticità. Il mio comune è in predissesto, io non ho risorse finanziarie per poter anche affrontare l'emergenza sociale che c'è. E quello è per noi è davvero un dramma, perché sono tante le richieste che provengono dai cittadini e che vogliono aiuto, vogliono sostegno. Dobbiamo dare loro, anche a quelli che sono in quarantena, dobbiamo prendere, portare la spesa, organizzare tutte le cose che ci sono da fare per gli alimenti e quant'altro. Ecco, questi aspetti, devo dire, sono passati in secondo piano, invece questa è una vera e propria emergenza. Assolutamente, questa è l'emergenza. Sindaco Limerlo, le chiedo solo un po' di pazienza, mando un piccolo blocco pubblicitario e torniamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in studio. Sindaco Limerlo, ecco, garantire la socialità, ma vietare gli assembramenti, questo sarebbe il massimo, però è facile a dirsi, ma poi concretamente cosa si può fare, come si può intervenire in questa situazione? Come si può intervenire? Porto l'esempio della mia città. Io ho 10 frazioni e ho 6 vigili attivi su tutto il territorio. Normalmente i vigili viaggiano in pattuglia, per cui devono essere almeno in 2. Lascio le logiche conclusioni. È evidente che abbiamo bisogno anche dell'aiuto delle altre forze dell'ordine, questo è fuori discussione ed è indubbio, ma soprattutto quello che dovremmo tentare di fare è sensibilizzare la popolazione. Io credo che almeno la mia esperienza mi dice che le fasce più adulte si sono ormai bene abituate alle regole e le accettano e le rispettano volentieri di buon grado, per cui vediamo adulti ordinati, precisi, che rispettano le distanze con le mascherine e quant'altro. Vedo però altrettanto una certa latitanza delle famiglie per quanto riguarda i giovani, perché i ragazzi che arrivano in città, qui a Vibo, quelli che frequentano le scuole o comunque Vibo è un po' un attrattore chiaramente rispetto a tutto il resto della provincia, e i ragazzi pure della mia città ovviamente non sono avvezzi alle regole, non portano la mascherina, non mantengono le distanze, si parlano tra di loro, si sbaciucchiano, si baciano, si abbracciano, si stringono, che per l'amor di Dio ci vanno questi atteggiamenti ordinariamente, sono presupposto fondante di una società che viene avanti sui valori della solidarietà, però altrettanto in questo periodo non va bene, noi non possiamo consentire atteggiamenti di questo genere. Noi abbiamo iniziato ad elevare le prime multe per quanto possibile e per come riusciamo a raggiungerli, però credo che siano indispensabili questi provvedimenti. Una notazione a proposito, io condivido, dicevamo prima della differenza dei provvedimenti, io condivido perfettamente sia quello che diceva il sindaco Manna sia quello che diceva il sindaco Lopolito, perché chiaramente le realtà territoriali sono queste. Ma quando ho parlato di diversità di provvedimenti, alle attività economiche produttive, mi riferivo proprio a questo, cioè se la mia città chiude le pizzerie o le pizzerie le lascia aperte e la città vicina le chiude o le lascia aperte a seconda, è evidente che si verifica una disparità economica di trattamento enorme. Se io chiudo nel mio territorio e a 5 metri dal confine trovo una pizzeria aperta o viceversa, è evidente che si creano delle discrasie. Questo era il fine ultimo del mio pensiero. Assolutamente, qui bisogna prendere delle decisioni che coinvolgano che coinvolge tutto il territorio, altrimenti non si diviene a nulla. Da oggi però c'è l'ausilio anche dei militari dell'esercito che
controlleranno per strada, quindi qualche aiutino in più a voi sindaci arriva proprio dal governo, Lopolito, potete utilizzare i militari a pattugliare. Quello che però voglio chiedervi adesso, in questa seconda parte della nostra trasmissione, è se il sistema sanitario territoriale risponde a quella che è l'emergenza in questo momento. Abbiamo attraversato una fase molto difficile, ma in questi 2 o 3 mesi di tregua che il virus ci ha concesso, non mi pare siano state portate modifiche al nostro, non è stato irrobustito il sistema sanitario. Per esempio, nell'area del Pollino non c'è un laboratorio dove è possibile fare tamponi, per cui i tamponi che Castrovillari produce devono arrivare a Cosenza. A Cosenza già c'è un solo laboratorio ed è intasato, cioè le richieste sono tantissime. Ecco, forse qui bisognava intervenire prima, bisognava muoversi prima, bisognava essere più attenti, più svegli, con un'idea di sanità, altrimenti diventa difficile se tutto viene lasciato in mano ai sindaci. Lopolito. Sì, allora diciamo che in questi mesi non è stato fatto pressoché nulla. Se io guardo all'ospedale di Castrovillari, sì, sono arrivate, di questo li ringrazio, 3 medici a broncopneumologia, almeno funzioniamo a pieno regime per quanto riguarda appunto broncopneumologia, ma non è certamente un reparto Covid. Il laboratorio di analisi, noi sappiamo che nella provincia di Cosenza c'è solo quello dell'Annunziata, non riesce a processare più di 700 tamponi al giorno, non funziona quello di Rossano Corigliano e in modo particolare, visto che si stanno intensificando rispetto alla prima fase il numero dei tamponi, li mandano a Catanzaro e quindi i tempi si allungano ancora di più. Perché non è stato fatto nulla? Allora, anche gli investimenti che erano stati previsti per gli ospedali calabresi, parliamo almeno dell'ASP di Cosenza, le risorse ci sono anche per la creazione di nuovi posti di terapia intensiva, ne sono previsti anche diversi sia intensiva che subintensiva all'ospedale di Cassovilla, però i lavori non sono iniziati come non sono iniziati in nessun'altra parte della provincia di Cosenza. Quando abbiamo fatto la riunione in prefettura 2 settimane fa, diceva la dottoressa Bettellini, il commissario, che per quanto io ritengo sia una persona valida, molto valida, però sconta quello che è un sistema decisamente bloccato. Vale a dire, 2 settimane fa sono riusciti a comprendere e a definire le competenze, chi doveva fare questi lavori, se la protezione civile o l'ASP. Li deve fare l'ASP, però a 2 settimane fa ancora non avevano nemmeno la progettazione esecutiva, per cui i primi posti li vedremo, se va bene, non sono parole mie ma dei responsabili dell'ASP, a marzo. Io spero che per marzo ci sia un vaccino. E allora è chiaro ed evidente che pur in presenza di risorse, queste risorse non sono state investite e noi oggi abbiamo un problema molto più grave di quello della prima fase, perché basta vedere l'aumento esponenziale dei casi di positività. Per fortuna le terapie intensive, ecco, non si è raggiunto quel limite che è il campanello d'allarme a cui guarda il governo delle 2500 postazioni occupate in terapia intensiva. Attualmente siamo su 1500, ma 2005 significherebbe lockdown totale. E allora io dico che quello che serve effettivamente è la prevenzione, e siccome serve la prevenzione, tornando sul discorso di prima, la prevenzione passa attraverso soprattutto una riqualificazione culturale. Se noi togliamo gli aspetti culturali di una società, rimane semplicemente l'aspetto ricreativo e quindi non serve a nulla, credetemi, per come la vedo io, chiudere i ristoranti che sono controllati, perché la gente che vuole incontrarsi lo farà allo stesso modo, lo farà nelle abitazioni private laddove è semplicemente raccomandato non riunirsi e non obbligatorio, e lo farà senza alcun controllo e senza alcuna verifica di quelle che sono le norme di precauzione. Allora agiamo a monte e cerchiamo di far capire, con quello che è stata una campagna informativa forse un po' terroristica ma efficace della prima fase,
che l'unico sistema per evitare è la prevenzione e tenere comportamenti corretti, cosa a cui noi spesso tendiamo a sottrarci, perché la mascherina mi sembra un po' come i furbastri della cintura di sicurezza, che sappiamo che serve per evitare danni alla persona e spesso a salvare la vita, però alcuni furbastri, per non sentire il rumore, mettono semplicemente il coso per bloccarlo senza indossarlo. Questa è la realtà. Marcello Manna, sulla sanità, sulla fase di mancato potenziamento della struttura. No, non ti sentiamo, non sentiamo... Prima del mancato potenziamento, perché è un dato obiettivo, ma sulla sanità la politica deve fare mea culpa per tantissime cose che ci sono state nel passato, ma il commissariamento è una iattura. Il commissario, per quanto possa essere bravo, efficiente e altro, non conosce il territorio, non ha contezza delle esigenze che ogni territorio ha, e quindi quando parliamo di sanità in Calabria parliamo del commissariamento. Questo è il dato, e io sono contro i commissariamenti in generale. Certo, la politica deve fare la sua parte, deve essere efficiente, deve essere in condizioni di poterla affrontare. Questo non è stato fatto. Però noi oggi abbiamo una situazione gravissima. Guardi, i comuni, i sindaci hanno fatto delle riunioni, delle manifestazioni, sono stati a Roma per protestare anche per tutta quella che è il sistema sanità in Calabria, e ogni sindaco era portatore di esigenze particolari del proprio territorio. Ecco perché dico che siamo in una situazione nella quale è difficile poter intervenire. Bisognava attrezzarsi, ma non lo potevamo fare noi. Non lo poteva fare neppure un organo politico al quale demandare questa cosa. C'è stato il commissariamento. Cosa si è fatto? E qui quando purtroppo si mettono insieme sanità e finanza, sanità ed economia, sanità e anche, devo dire da questo punto di vista, la quantità di denaro che bisogna spendere, lì ci fermiamo, perché siamo in grave crisi, siamo in una situazione nella quale veramente non ci riaccapezza nulla. Sull'emergenza Covid non si può fare questo parallelismo sanità e aspetto finanziario, perché siamo nella emergenza, questo è il dato di fatto. E allora quando siamo nell'emergenza bisogna soltanto spendere tutto il denaro che serve per attrezzarci, soprattutto in una regione come la nostra, che dal punto di vista sanitario è carente per tanti aspetti. Noi abbiamo parlato tante volte, correrei il rischio di ripetere cose già dette, ma questo è il dato. Il vulnus è pensare di affrontare il Covid-19 pensando anche alla spesa della sanità. Non lo possiamo fare, non lo si è fatto, e questo mi auguro che non pagheremo un prezzo alto anche per questa carenza che c'è stata. A Vibo invece come risponde la sanità alle istanze dei cittadini? Vedo che sorride, perché evidentemente i problemi sono tali e tanti che ci vorrebbero 2 trasmissioni di una giornata ciascuna per elencarli tutti. Purtroppo sì, io sorrido, il mio è un sorriso, come dire, anche che voglio incoraggiare me stessa, nel senso che grazie a Dio Vibo sembra essere un'isola felice, incrociamo le dita, non abbiamo grosse diffusioni, però altrettanto abbiamo problemi molto seri sul piano della sanità. I reparti ospedalieri sono quelli che sono. Noi abbiamo un ospedale Iazzolino che risale agli anni 60, che non è stato mai seriamente adeguato sul piano infrastrutturale. Abbiamo un ospedale la cui costruzione è ferma da almeno 20 anni, e non posso che associarmi a quello che dicevano prima i miei colleghi sindaci, che non si è perso tempo, quello che diceva lei stesso poco fa. Abbiamo avuto quella batosta durante lo scorso inverno, abbiamo attraversato il lockdown, abbiamo avuto a partire da maggio ad oggi molto tempo per attrezzarci.
per attrezzarci a livello regionale, ma soprattutto a livello nazionale. Io vedo che siamo ancora nella stessa identica situazione nella quale eravamo alla fine del lockdown. Faccio riferimento ad alcuni esempi. Per esempio, chiedo che fine hanno fatto le assunzioni degli infermieri, che fine hanno fatto le assunzioni dei medici, che fine ha fatto la medicina sul territorio. Per esempio, non esiste, che io sappia, un piano terapeutico o dei protocolli terapeutici nazionali da diffondere ai medici di base. Per cui, come dire, è tutto molto, molto così etereo, molto transitorio, molto lasciato alla buona volontà e alla disponibilità dei singoli, che per carità noi abbiamo delle eccellenze di professionalità dovunque, però credo che quello che manchi siano la certezza delle regole e l'organizzazione di sistema, perché quando c'è certezza di regole e c'è organizzazione di sistema, il resto fila liscio. Purtroppo questo ancora oggi dobbiamo dire che manca. Manca a livello nazionale e manca a livello regionale, perché mi associo anch'io, sarebbe ora che la stagione dei commissariamenti finisca. Noi non ne possiamo più di una sanità calabrese commissariata, perché il commissario, per carità, fa tutto il lavoro che deve, ma non sa governare il territorio come lo potrebbe governare chi il territorio lo conosce, chi lo vive, chi ci pratica, chi lo avverte sulla propria pelle. Io per esempio, io ricordo una serie di iniziative, per esempio andiamo a Castrovillari, mettetemi in linea il sindaco di Castrovillari, le decine e decine di manifestazioni alla quale ha partecipato anche il sindaco Lopolito, guidando la protesta popolare legata proprio alle difficoltà dell'ospedale di Castrovillari. L'ospedale di Castrovillari al quale la politica negli anni che si sono succeduti dopo l'aver detto a chiare lettere diventerà un ospedale di riferimento, beh, alle parole non hanno fatto seguito i fatti. È vero, sindaco Lopolito, le iniziative di lotta, le battaglie fatte, la rabbia popolare non ha sortito l'effetto sperato, o meglio, forse, come dire, la montagna ha partorito il solito topolino, con un piccolo contentino, no? Sì, lei ricorda perfettamente le tante manifestazioni, addirittura tutti i sindaci con buona parte dei rappresentanti istituzionali e cittadini abbiamo fatto anche una manifestazione a Catanzaro lo scorso anno, tutti insieme, proprio per segnalare che il problema della sanità è un problema comune, condiviso, ed è un problema soprattutto che non ha alcuna colorazione politica. Pure io, come i miei colleghi, dico che il problema del commissariamento è un problema serio, ma quello che è ancora più serio è il problema di avere un interlocutore stabile. Quando noi siamo andati a parlare con il ministro Speranza lo scorso anno, la prima cosa che io ho detto, perché poi non spetta al ministero e nemmeno al generale Cotticelli, la cui presenza secondo me è impalpabile in Calabria del suo ruolo, però ecco, avere un interlocutore stabile a livello di ASP. ASP di Cosenza negli ultimi 18 mesi, se non ricordo male, si sono avvicendati 8 o 9 commissari. Questo vuol dire non solo non programmare nulla, ma significa anche non mandare avanti nessun atto di quelli che aveva in itinere il precedente commissario, perché magari non ne condivide l'impostazione. E allora se noi non abbiamo nemmeno chi può assumere le decisioni e portarne avanti, tutto diventa più difficile. In un contesto dove l'insicurezza porta anche a non rendere appetibile quel posto. Guardate, noi abbiamo delle emergenze, il sindaco di Vibo lo sa perché la vivono pure loro, non si trovano anestesisti e rianimatori nemmeno a prendere, a pagarli a peso d'oro, non si trovano ortopedici perché queste sono specializzazioni che ovviamente vengono svolte in maniera limitata, e chi può se ne va e se ne scappa nel privato. Secondo me proprio perché il pubblico non garantisce le stesse opportunità.
Ecco perché al di là del commissariamento e di tutto il resto va ripensata la sanità pubblica, perché laddove poi non funziona il pubblico si inserisce il privato e il privato drena risorse a quelle che invece dovrebbero essere garanzie costituzionali per tutti i cittadini. Marcello Manna, questa è la fase in cui bisogna fare più tamponi, lo dicono gli esperti, bisogna tracciare il virus, circoscriverlo, bloccarlo, cercare di fermarlo, fare dei mini piccoli lockdown nelle aree interessate, ma ci vuole del personale, ci vuole gente, ci vogliono esperti che guardino al territorio, osservino il territorio, studino il territorio, perché questa è la fase delicata. Ma come facciamo se abbiamo delle strutture che certo si stanno misurando con qualcosa di enorme, di mai visto prima, però abbiamo avuto dei mesi a disposizione. Ecco, lì bisognava intervenire, bisognava assumere, come dice giustamente il sindaco di Vibo, dove sono i medici, dove sono gli infermieri, dove sono i tecnici, dove è tutta quella gente che avrebbe dovuto garantire agli ospedali di ben funzionare. Non sono stati creati i posti di terapia intensiva, quelli che sono stati promessi sono rimasti lì. Lavoriamo con un solo laboratorio, per esempio in provincia di Cosenza, un altro c'è a Crotone, un altro a Catanzaro, un altro a Reggio, ma non possiamo rispondere ad un'emergenza con soluzioni così prese alla rinfusa, gettate lì, senza che vi sia un'idea precisa di che cosa deve fare la sanità in questo momento e soprattutto chi fa che cosa, perché c'è un vuoto di potere evidente che si tocca con mano. Sì, concordo, c'è un vuoto di potere, si tocca con mano e chi fa cose sbagliate, dobbiamo dirla tutta. Noi dobbiamo essere conseguenziali però su queste cose. L'aspetto che più mi colpisce, sentivo prima della battaglia fatta per le strutture ospedaliere di Castrovillari, la realtà di Vibo e quant'altro, mi è venuto in mente mentre parlavano i colleghi, ma quando mi sono insediato io si parlava del nuovo ospedale di Cosenza, dove metterlo, dove sistemarlo, se a Cosenza, a Bagnolise, verso l'Università della Calabria, per farlo sposare con una idea di facoltà di medicina e quant'altro. E da allora sono passati almeno 5-6 anni, ma non siamo andati, non abbiamo fatto neppure un passo avanti. Questo per dire che chi fa o fa male o non fa. E noi un anno fa, meno di un anno fa, abbiamo fatto una battaglia per bloccare il trasferimento di una parte del laboratorio di analisi di 4 miglia e non farlo spostare appunto da 4 miglia. Un laboratorio di analisi che peraltro serve tutto il distretto, quindi molti altri comuni e quant'altro. Abbiamo il laboratorio di analisi, abbiamo tante cose, potevamo attrezzarle tutte queste cose. Non solo non sono state attrezzate per come doveva essere nella emergenza, quanto si provava a spostarlo, sempre per un problema di carattere, si dice, finanziario. Poi non era così, perché vai a vedere il costo era ancora maggiore, sia per il personale che altro. Quindi davvero la fotografia è questa. Per quanto riguarda la sanità non c'è un progetto, non c'è un disegno che sia organico, che sia concreto, che riguardi il territorio. Eppure la sanità è un servizio, non è un qualcosa che possiamo soltanto un optional, qualcosa che possiamo tenere o non tenere. No, è un servizio essenziale e guarda caso, su servizi essenziali, quando si deve discutere di come affrontarlo, i sindaci non ci sono, non vengono convocati. Poi però sono i sindaci che danno la risposta al cittadino sul disservizio. Questo è quello che sta accadendo oggi nel nostro territorio.
ed è una cosa sulla quale bisogna davvero avviarla una battaglia seria. E grazie per questa trasmissione e per questo momento di riflessione, perché così i cittadini almeno sanno di che cosa stiamo parlando. Hai voglia di dire che la istituzione in generale non funziona? No, c'è chi si impegna per farla funzionare e chi è sordo, chi pensa ad altro o chi non sa programmare, perché ci sono anche nel nostro territorio coloro che non sanno programmare, sia essi commissari, sia essi politici di mestiere o altro. E questo è davvero molto molto triste, perché se pensiamo a tutti, a tutti i laboratori che ci sono, che potevano essere potenziati, che potevano essere attrezzati per affrontare oggi questa emergenza. Ma se io sono stato costretto a chiudere le scuole perché devo aspettare 15 giorni per il risultato dell'ASP, di che stiamo parlando? Quale sarà la risposta? Nessuna. La risposta sarà il nulla. Sono già al massimo. Il responsabile che si occupa appunto dell'aspetto dell'accertamento Covid ha detto: siamo stremati, siamo al massimo, non ce la faremo più. Noi non ce la faremo più perché non riusciamo a dare risposte. Questa è la realtà. Non che si è programmato, non si è programmato perfettamente nulla. E chi doveva programmare, molto probabilmente oggi dovrebbe andare a casa. Non parliamo di ospedale perché il sindaco di Vibo ne sa qualcosa, insomma, da quando lo si attende questo ospedale. Ogni tanto si sveglia qualcuno e dice mettiamo la prima pietra, poi si blocca, poi dice no, ma il terreno non va bene, dobbiamo trovare un'altra soluzione. Si cerca un'altra soluzione, nel frattempo si fa un'altra conferenza stampa, si annuncia l'avvio dei lavori, ma insomma quanti sono? Sono 15 anni che aspetta questo ospedale Vibo. Ma sì, da troppi anni ormai, più volte è stata fatta anche la cerimonia di posa della prima pietra, io la ricordo, ormai sono 20 anni che aspettiamo questo nuovo ospedale, però devo dire che forse è la volta buona, perché i lavori io quando mi sono insediata ne ho fatto un mio punto di orgoglio e di riscatto della mia comunità. Sto seguendo passo passo e in prima persona questi lavori, vado spesso in regione per capire quali sono i deficit progettuali e mi sto attivando anche con il tavolo della prefettura, e ringrazio il prefetto perché anche lui segue passo passo. Ci stiamo attivando affinché questi lavori che hanno finalmente ripreso il loro corso non si fermino mai più, finché non si finisce la costruzione. Cioè, ci auguriamo che non ci sia soluzione di continuità. Certo, le problematiche sono tante. Però per ritornare all'attualità, io mi associo al cahier de doléances che stanno facendo gli altri due miei colleghi e dico che il governo ben conosceva quale fosse lo scenario di contesto odierno e avrebbe dovuto per tempo non soltanto programmare ma anche agire, perché anche Vibo soffre della stessa carenza. Noi dobbiamo mandare i nostri tamponi a Catanzaro, ma credo che processare un tampone nel 2020 non sia una cosa fuori dall'ordinario o fuori dal mondo. Bene avrebbero potuto le ASP, comunque il livello sanitario, essere attrezzati ed organizzarsi a processare tamponi sul territorio, in maniera tale che potessero essere aumentati, potessero essere isolati ancora più tempestivamente i casi e potesse anche per questa via di prevenzione essere contenuta la diffusione del virus. Oggi si corre un po' ai ripari, sento parlare, Dio non voglia, di un altro lockdown totale, però se guardiamo all'Europa, guardiamo a quello che sta succedendo in Francia, a quello che sta succedendo in Germania, in altri paesi europei, io a quello che sta pensando di fare anche il nostro governatore della regione, credo accompagnato da evidenze scientifiche, prospetto e prevedo, ahimè, tempi abbastanza duri. Che poi si dice salvaguardare il Natale, vabbè, salvaguardare il Natale che è sempre un bel periodo, però questi provvedimenti andavano assunti prima, durante il periodo estivo. Si è pensato poco e male, avremmo dovuto essere più incisivi. Purtroppo paghiamo le conseguenze di una situazione poco chiara e anche di una
difformità di vedute rispetto al problema, perché il governo ha fatto delle scelte, poi le regioni ne hanno fatte altre ancora, insomma nei comuni, perché poi i sindaci governano i territori e come dire, sentono sulla propria pelle quella che è la situazione, ne hanno fatte altre. C'è stata una sorta di mancanza di coordinamento che ha determinato una situazione difficile e che adesso è pesante e col passare dei giorni diventa sempre più pesante. Io ringrazio i sindaci che hanno accettato il nostro invito, straordinaria la vostra partecipazione, assai utile il vostro contributo, perché questo è il momento in cui bisogna parlare ai cittadini, bisogna dire ai cittadini che cosa pensano i comuni, come stanno agendo i comuni, che cosa stanno facendo, quali sono i limiti che hanno, perché poi sentivo il sindaco di Castrovillari dicendo pattuglie di vigili, così come quello di Rende, Manna e la stessa sindaco di Vibo, cioè abbiamo mezzi limitati, con i mezzi limitati si pretende un controllo costante, continuo, fruttuoso del territorio, fruttuoso legato proprio alla necessità di drenare l'espansione del contagio. Grazie, vi auguro buon lavoro, non vorrei essere al vostro posto, però sono certo che la vostra forza, la vostra caparbietà e il vostro amore per il territorio possa garantirci un futuro migliore di quello che stiamo vivendo adesso. Grazie, siete stati gentilissimi. Ci fermiamo alla pubblicità, torniamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, abbiamo ascoltato la voce dei sindaci da Vibo, da Rende, da Castrovillari, continueremo nei prossimi giorni, daremo voce a tutti perché questo è il momento in cui bisogna stare tutti insieme, bisogna cercare di capire come dobbiamo proteggerci, quali sono le iniziative che assumono i primi cittadini, ma anche i nostri comportamenti, il nostro modo di rapportarci, perché il contagio c'è, esiste, è forte, guadagna ogni giorno di più spazi, quindi dobbiamo stare molto attenti. Così come dobbiamo dar voce alle persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, penso ai ristoratori, penso ai gestori dei bar, penso alle aziende che hanno finalizzato il loro business allo sport, alle palestre, ai centri sportivi, alla danza, quanti si sono visti privare della loro possibilità di continuare ad esercitare il loro diritto, che è quello di garantire ai cittadini di poter usufruire delle loro strutture. Ci sono manifestazioni ovunque ed è giusto ascoltare le loro voci, noi saremo accanto a loro, vi racconteremo ogni giorno che cosa accade, cercando di capire come uscirne da una situazione, la protesta ma anche la proposta. È chiaro che tutto dipenderà dal governo centrale, quello che riuscirà a mettere in campo e dovrà fare subito, immediatamente, senza passare attraverso le pastoie burocratiche che sono terribili, perché ci sono lavoratori che non hanno ancora avuto i soldi della cassa integrazione. Ecco, se il modello è quello che abbiamo visto nello scorso mese di aprile, beh, signori miei, qui siamo alla catastrofe. Mi auguro che abbiano tratto insegnamento dalla situazione difficile di allora e che adesso intervengano in maniera forte, decisa, immediata, perché di soldini c'è bisogno adesso, non fra un mese, 2 mesi, 3 mesi. C'è gente che non ha più la possibilità di mettere insieme il pranzo con la cena. Allora è qui che dobbiamo intervenire, è qui che bisogna fare presto. Vi lascio con questa manifestazione che abbiamo registrato ieri a Cosenza. Le loro voci bastano, nessun racconto.
A domani. Avete organizzato questa protesta per protestare e per chiedere che cosa? Chiedevamo, prima di una chiusura alle 18, che era un palliativo, in realtà il lockdown già esiste, avere solo 4 persone a tavolo non consente di lavorare nel migliore dei modi. Le risorse pare che siano state stanziate, ma nel caso della Calabria, nel caso di Cosenza in particolare, il problema non è solo il coronavirus e nemmeno il lockdown. Ci sono delle situazioni pregresse, c'è uno stato di cose che esiste da tempo, che va denunciato e va contrastato. La Calabria in questo momento si trova senza guide politiche, senza guide regionali, abbiamo un comune in dissesto. Noi vogliamo che si inizi una discussione per avere all'interno della Calabria una vita normale, come può succedere in tutta Europa, con lavoro, diritti, dignità e soprattutto, diciamo, un cambio di passo su tante tematiche. Quello che sta avvenendo è un crimine contro le famiglie italiane. Noi non abbiamo più possibilità di lavorare, cioè bisogna riflettere su questo punto. Senza lavoro non c'è dignità. Voglio ricordarvi che non si uccide solo sparando, non è criminale solo colui che impugna una pistola e toglie una vita umana, è criminale colui, ancor più criminale, colui che attraverso delle leggi, truffa, mette in ginocchio un'intera nazione, il proprio popolo, portandolo via. Il lavoro è il sostentamento per le nostre famiglie. Dovete riflettere, signori miei. Noi ci dissociamo da ogni forma di violenza, siamo qui pacificamente a dimostrare la nostra sofferenza. Che voglio dire al Presidente Conte e a tutti quelli che gli stanno dietro è che se hanno deciso di chiudere, possono anche chiudere, ma devono mandare gli aiuti subito, diretti, non attraverso l'Agenzia delle Entrate perché sappiamo che non arriverà a nulla. Devono mandare i soldi subito, diretti, roba di giorni, e poi possono anche chiudere. Non c'è solo il coronavirus, abbiamo una serie di problemi che si vengono a verificare quotidianamente qui nel nostro territorio nazionale e non solo, purtroppo. Abbiamo bisogno di risposte chiare e forti da parte del governo. Il rischio è che noi combattiamo fra il morire di Covid e il morire di fame da qui a qualche mese. Inoltre c'è una sanità allo sbando e con i casi che stanno salendo rischiamo veramente di ritrovarci da qui a qualche settimana nella crisi più totale. Quindi quello che chiediamo stasera è provare a dare un segnale che questa città, questa regione non sono fermi, che c'è qualcuno che si vuole ribellare a questa situazione. Il decreto ristoro è una truffa. In Calabria viviamo di un'intera filiera che è quella delle cerimonie, che coinvolge interi comparti, dalla casa al mobile, parrucchieri, stitisti, fiorai, sale, camerieri, cuochi. Ma vi siete chiesti dove andrà questa gente? Tutto sulle spalle delle donne, che vuol dire? Beh, significa che sostanzialmente, essendo che abbiamo tagliato molto sullo stato sociale, le donne hanno una grossa responsabilità su quello che è il lavoro di cura, quindi tutto ciò che riguarda la cura della casa, dei figli, in più devono lavorare, sono in smart working. Questo significa che sostanzialmente la responsabilità ricade tutta su di loro e lo Stato in questo non aiuta, avendo tagliato i fondi sullo stato sociale, su tutte le prestazioni assistenziali che dovrebbero invece intervenire per sostenerle. A livello di contagi in Italia come spettacolo non abbiamo nessun contagio. Noi come scuola di danza ci siamo adeguati a quelle che sono state le linee guida. Ad oggi, dopo tutto questo, ci ritroviamo ancora una volta chiusi. Lo Stato, io non voglio nulla dallo Stato, non pretendo nulla, voglio soltanto che ci diano la possibilità di continuare a fare quello che è il nostro lavoro e che vogliamo che i nostri ragazzi possano vivere ancora il loro sogno. Un ristoratore come può chiudere la propria pizzeria alle 6 di sera? E poi perdonatemi, ma che si mette in giro alle 18 il virus?
Ristoratori e baristi si sono radunati in Piazza Municipio a Castrovillari per un sit-in finalizzato a far sentire le proprie ragioni dopo l'ultimo DPCM varato dal governo che impone la chiusura al pubblico alle ore 18. Il rischio concreto è di un collasso economico qualora le restrizioni poste a loro carico dovessero perdurare. È stata un'ennesima punizione per tutti noi commercianti perché ci ha braccato di nuovo il nostro lavoro, la nostra possibilità di ricostruire un futuro dal quale già non riuscivamo più a risollevarci. Chiudere alle 18 significa non lavorare proprio. La maggior parte delle nostre attività è Castrovillari e serale, quindi noi siamo automaticamente bloccati. Abbiamo molta preoccupazione per questo DPCM e siamo arrivati a un punto che non ce la facciamo più. Abbiamo fatto 6 mesi di sacrificio dopo l'apertura per ritornare a lavorare normalmente e ci hanno bloccato di nuovo. Non hanno capito che il grande movimento non è la sera, perché la sera si esce già organizzati, è la mattina. La mattina la gente si sposta per lavoro, usa i mezzi. È lì che secondo noi c'è più il discorso del contagio. Comprendo tutte le ragioni per quanto riguarda la sicurezza, la salute e tutto il resto. Però ci sono dei protocolli e loro li avevano osservati. E i protocolli consentono di lavorare in sicurezza. Sono gli unici che hanno la possibilità di mantenere il distanziamento. Facciamo i controlli, certamente, per garantire, però mi rendo conto che loro vivono un'estrema difficoltà dovuta al fatto appunto che dopo molto tempo si erano ripresi e che ripiombano all'interno di una situazione le cui prospettive non sono per niente buone. Abbiamo cercato di dare il massimo della sicurezza ai nostri clienti e soprattutto ai nostri dipendenti. Ecco perché chiediamo almeno di fare un altro turno di lavoro e ad arrivare almeno alle 23. È la sera del 27 ottobre, sono all'incirca le 22:13 e ci troviamo a Corso Mazzini a Cosenza. Solitamente questa è una delle strade più popolate e frequentate dai cosentini e meta di ritrovo di molti giovani ma anche di tante famiglie. Questa sera però è completamente deserta, ve la mostriamo. Ci addentriamo, camminiamo e osserviamo sconcertati una via che solitamente pullulava di gente e ora l'unica cosa che la avvolge è un silenzio che assorda, gela e intristisce, perché questo silenzio ha proprio il sapore della sconfitta. E così, come se fossimo in un grande boomerang, uno dopo l'altro, troviamo tutte le saracinesche abbassate, tavoli e sedie dei locali gli uni sugli altri, bar e ristoranti chiusi. Fanno eccezione solo alcune attività che offrono ai loro clienti la consegna a domicilio. Solo consegna a domicilio. Questo scenario apocalittico, questa desolazione, sembra ricordare quelle sere fredde del primo e lungo lockdown che la Calabria, l'Italia e tutto il mondo hanno dovuto affrontare nei primi mesi dell'anno. Vende attività è questo che troviamo scritto su uno dei tanti locali che incrociamo e chissà a quanti proprietari toccherà la stessa sorte. Come a Cosenza, Corso Mazzini anche Rende è completamente desolata. Ci troviamo a Via Marconi, una delle zone più frequentate perché è vicina all'università ed è piena di universitari. Ma questa sera, dopo il DPCM del 26 ottobre, è completamente desolata. Bar e ristoranti anche qui sono chiusi. Servirà questo piccolo lockdown a frenare la curva dei contagi oppure creerà una nuova pandemia, ma questa volta economica? Chissà terra brucia come un sole ad agosto la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto e quando guardo il cielo è il cielo più bello che c'è che quando ti risbigli dici è me ci su posti che su pugni altri posti su carezze certe volte su mugugni, altre volte su bellezze. Dico che terra mia,
con una virgola si cangiassa, perciò chi ne ci ha messo punto, con una gomma ci passassa, ero cancellassa, chissà terra nostra, palla tarantella, si piglia chitarra e suona calavicella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, si stenna a spiaggia e s'asciuttare il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Il giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti chissà terra nostra, balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavicella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, si stenna a spiaggia e s'asciuttare il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. A ciopè a tifo bagno, scenni sottari bronzi, saglie e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine. Ci va più e spine. Chitarra e suona calavicella, chissà terra nostra, fa l'amore con mare, poi si stenna a spiaggia e s'asciuttare il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene in vacanza, e quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.